Buongiorno da Portoviro. Il 16 e 17 marzo Portoviro, con l'associazione Le Dune, è diventata la capitale del tartufo per le giornate del tartufo nel delta del Po. Dismo Milani, il vero patrono dell'Oasi Le Dune, presidente, ma però tu sei padre e padrone di questa. Allora, che dire? Festa del tartufo, che edizione è questa? Questa è la 16ª edizione della Festa del Tartufo, è la seconda che si fa qui alle Dune, visto il buon risultato e la frequenza di persone e la partecipazione di diversi espositori, che a questo punto li ringrazio per la loro presenza, ma soprattutto ringraziamo anche i sostenitori, gli sponsor che sono l'anima, coloro che ci sostengono per queste iniziative. Inoltre, non per ultimo, l'amministrazione comunale e il suo sindaco. Cosa rappresenta anche questa festa dello tartufo, proprio per il Parco del Delta? Ma oltre ad essere, intanto grazie, oltre ad essere un polmone verde della città di Portoviro e non solo, è senz'altro uno specchio di un'impostazione ambientale super curata. Perché Dismo, con la sua passione, con il suo lavoro, con i suoi volontari, con i suoi collaboratori, da sempre, da anni, tiene questa realtà in maniera eccellente. Noi dobbiamo esserci vicino a lui, sia come amministratori ma anche come cittadini del Polesine, del Delta del Po, del parco, perché rappresenta un po' il fiore all'occhiello di quello che è il modello, il format, il sistema di fare turismo ambientale, passando attraverso quello che è il prodotto tipico, quello che è l'eccellenza, quello che può essere una innovazione di un modello diverso per fare turismo. L'amministrazione è sempre vicina, non solo la vostra amministrazione, è da tanto che lo seguite, però giustamente ci diceva fuori onda, senza una sinergia tra tanti volontari, tra l'amministrazione, tra gli amici del parco, tra il Parco del Delta, non si riuscirebbe a fare tante cose. Infatti, prima dicevo che Dismo è il capitano di questa grande squadra, perché insieme a Dismo abbiamo un gruppo di volontari che si adoperano proprio perché questa oasi diventi non solo un gioiello per quanto riguarda il comune di Portoviro, ma sia l'inizio anche per i giovani. Infatti Dismo punta tantissimo su far conoscere questa oasi alle scuole, agli istituti, e dare la possibilità come alternanza scuola e lavoro a quegli istituti che ne chiedono la possibilità.